Lucianeddu bello Rome cori, cu campa cu mori mori, io ancora non t'hai potuto maritare. Ma per davvero mi metto a mare? Mamma, mammuzza, su che da cucuzza, lo sai che a me mi voleva penuzza. Ancora da sciafallare, ci pensi? Alla salaire sta frasciama. Piuttosto, t'hai visto con Giovannello? Ma qui io sono Giovannello. Come qui? Un fruttaiolo, lo sai che è bello? È bello, è auto, slanciato, muscoloso, avrà una 50 di anni, per mia non è manco maritato. Sicuro. Chi sta è pazza, chi sta che tutti i sciofoli, poi io ho cercato, ma ce la può finire, ma ce la vuoi, la deve finire, la devi smettere. Oh, vacci! No! Accatta due cucuzze, due banane, due tricciola, vacci! E fagli capire che ti piace e io sicuramente ti ingugna, vaccia, Macci! Io non è che non da panna, io non devo andare in nessun posto, hai capito che non devo andare in nessun posto? Io c'ho a te, stiamo bene tutte e due insieme, ci vogliamo bene, ma qual è il suo problema? Ma perché fai così? Perché? Ah, non ci vuoi dire? No! Allora domani ci penso io. Domani ti ci botto io, forza! Forza mamma, tu sei gay, devi uscire alla luce del sole! Ma come potete andare a questa moderna? Come potete andare a questa moderna? Tutta una volta. Mi sta parendo la marcia di Tommaso Zozzo. Qui è sto Zozzo? Ma come qui ho Zozzo? Chi non capisce un grande fratello, sua mamma. Ah, da signora bella, alta, moderna e molto intelligente come mia, orgogliosa, perché abbiamo i figli gay! Vive gay! Ma come ci viene tutto sto orgoglio tutta una volta? Come ci viene tutto questo orgoglio tutta una volta che sono numera e pensare, ora conto chi sta. Ora questa è la conto. Sì, non ti svergognare, non sa mai da fronte. Ora chi sta a conto? Non hanno Ida, la buona muzza di suo marito, molto buono un ne, hanno avuto il coraggio di portarmi a prostituite. Ah, io ci facevo pensare, ma io ti ci buttai a mamma, te lo voglio io. Così scodda, Carusi. Com'è, Carusi, che mi buttavo a prostituite, mi buttavo da quartiere di Catania, io davanti, io ti affondate che stava voce, faccia intera, aspetta, uno mi pigliavo per una richieda, si avvicinava, mi disse, signora, quando? Udali si bello fino a che arrivo a Camposanto. Ah, mamma, sarà che ci piacevano quelle piccoline, quelle tipo bamboniere? Certo, perché arrivavano al punto giusto. Mi buttavo una che sanno sentire Anna Copo. Appena trasiva mi visse qui e dice, signora, lei che sta facendo che me ne vede cliente? E la svuotavo fuori. A me mi fece trasio perché vedo una volta che mi disse, Gioia, spogliati. Non ci posso pensare. Non ci posso pensare. Chi sta bene mi disse spogli, ti capivo subito antifra. Mi disse vero. Chi si è pigliato da rannola? Non è come oggi, nei tempi parole erano chisse. C'è chi si è pigliato da rannola. Avanti, forza, lavati. Oh, lavati, tu eri sempre pulita, mamma, capi battaglie, incinagli, brillavano e boratacco ce ne biava, io ti lavavo, tu lo vedi? Aspetta, conta. Chi sta appena mi visse ci sente, va bene, capiamo. Vestite un'altra volta che mi vedeva la puntata, l'ultima puntata di A Schiava Isaura. Sono rinato! L'ultima puntata della Schiava Isaura, io ero impazzita per la Schiava Isaura! C'era un Massaro che mi faceva impazzini! Mi viste l'ultima puntata della Schiava Isaura, mi disse aspetta ancora ci penso io. Rapiva la porta, chiamava a mia madre, ci fa signora! Suo figlio non è uomo! Signora! Suo figlio non è mascolo! Signora! Suo figlio è un cavallo! E mi fece sganciare 50.000 lire, tu lo vedi? Certo, perché la 50 ce la può buttare io a cambiare. Io sono imbrogliavo, però erano altri tempi e si usava da maniera. Ora non ci pensare più a mamma. Avanti, Lucianeddo, a Moninni e Giovanneddo e viremo, sopposiamo pare, suonare sto tamburetto. Va bene, mammuzza, può essere che cangiamo sta cocuzza.